Torna anche per il 2025 nella città di Sora, domenica 1 giugno, la manifestazione L'ospedale scende in piazza, giunta alla quinta edizione. Il centro della città di Sora si trasformerà in un vero e proprio ospedale a cielo aperto, con numerosi stand lungo Corso Volsci, con all'interno i responsabili delle unità operative del Santissima Trinità che erogheranno visite specialistiche gratuite ai cittadini del territorio. Affinché la popolazione abbia effettivamente conoscenza, no, di tutto quello che viene erogato, che si fa in ospedale, queste manifestazioni o alcune iniziative anche informative sono fondamentali per la cittadinanza, anche per avvicinare le stesse persone, gli stessi cittadini alle strutture sanitarie in generale. L'evento sarà abbastanza, diciamo così, abbraccerà tutte le specialità ospedaliere, dal pronto soccorso fino alla medicina, ma insomma un po' tutte le specialità dell'ospedale di Sora. E è una cosa importante e fondamentale, per me è anche la prima partecipazione quest'anno, per cui sono doppiamente contento di questa cosa, perché queste sono iniziative fondamentali per renderci più prossimi ai cittadini e quindi avvicinare conseguentemente la cittadinanza ai servizi ospedalieri, insomma. L'ospedale scende in piazza si presenta in una veste sempre nuova ma ormai consolidata negli anni. Siamo alla quinta edizione, a testimonianza dell'importanza e della rilevanza che questa iniziativa ha per il territorio e per la città di Sora. Ci piace ancora una volta scendere in piazza, quindi andare incontro ai cittadini, tendere loro la mano e non aspettare che siano i pazienti a venire da noi in ospedale. Peraltro si tratta di una giornata festiva, quella del 1 giugno, in cui però noi avremo il piacere di scendere in piazza e di offrire delle prestazioni gratuite a tutte le persone che ci verranno a trovare, perché crediamo molto nell'importanza della prevenzione e delle iniziative fatte per la salute del cittadino. Peraltro in qualità di rappresentante dell'ostetricia e della ginecologia ci tengo a accogliere tutte le mamme che ci vorranno venire a trovare con i loro bambini anche dopo qualche anno, perché per noi è sempre un piacere vederli crescere e ricordarci di loro, portiamo tutti nel nostro cuore. Pertanto vi aspetto il 1 giugno, io sarò la madrina dell'evento e che dire, ci vediamo in piazza. L'iniziativa L'ospedale scende in piazza è organizzata dall'ADO, Associazione Dipendenti Ospedalieri, e patrocinata dalla ASL di Frosinone, dalla provincia e dal comune di Sora. Siamo molto fieri ed orgogliosi perché questo è un evento che veramente sia la perla di tutta, non solo della città di Sora, ma per tutto il comprensorio della ciociaria. E come presidente dell'ADO, ecco, mi preme ringraziare in primis Luca Di Stefano, il nostro sindaco, che in sinergia ha sposato pienamente questo progetto. Voglio ringraziare il direttore generale Arturo Cavalieri, il dottor Arturo Cavalieri, poi voglio ringraziare l'onorevole Alessia Savo che in sinergia, ecco, anche la dottoressa ha sposato pienamente questo progetto che va avanti da 5 anni a questa parte. L'ospedale di Sora è situato su una collina con un bacino ricchissimo di utenza in tutte e tre le valli, però il 1 giugno noi siamo fieri e orgogliosi di essere l'ospedale all'aperto che presta prevenzione sanitaria per tutto il lungo Corso Volsci in piazza Santa Restituta, e quest'anno avremo la possibilità, hanno la possibilità, soprattutto l'utenza, grazie al cuore pulsante di tutti gli operatori sanitari. Veramente c'è stato uno sforzo certosino di tutti, perché dietro le quinte c'è un grande lavoro della macchina organizzativa. Abbiamo realizzato più di 30 stand operativi a servizio dei cittadini e noi di questa cosa, ecco, ne siamo molto fieri ed orgogliosi. Un altro ringraziamento, ecco, mia premura al direttore sanitario, il dottor Mario Fabi, che da poco che si è insediato presso il nostro ospedale,
e sarà il suo primo evento qui a Sora e noi siamo molto contenti, anche perché questo evento è molto utile e importante per tutta la comunità. Ma la cosa che mi fa più diciamo, contento è che il fatto che ci sia tanta utenza non solo nel comprensorio della ciociaria, ma anche fuori provincia e fuori regione, e per noi questa è una vittoria, perché la gente conosca l'ospedale di Sora, conosca veramente tutto quello che fanno gli operatori sanitari nel nostro ospedale. Le prestazioni sono erogate gratuitamente, ma è necessario prenotarsi nei giorni 20, 21 e 22 maggio dalle 15:30 alle 17 ai numeri indicati nella locandina. Le prenotazioni per la giornata della salute per le prestazioni sanitarie potranno essere effettuate il 20, il 21 e il 22 dalle ore 15:30 alle ore 17. Si raccomanda il rispetto di queste fasce orarie, perché coloro che risponderanno al telefono sono comunque collaboratori degli specialisti e non potranno accettare prenotazioni al di fuori di queste fasce orarie consentite. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi, i coordinatori, i tantissimi infermieri e personale OSS che tutti i giorni, quotidianamente si adoperano e si spendono per il buon funzionamento del nostro ospedale con competenza, con dedizione e anche con amore, e che quel giorno lo faranno a completo titolo gratuito e auguro a tutti una buona giornata, una buona manifestazione e soprattutto alla cittadinanza che quel giorno ci avrà a loro completa disposizione. Come sapete, questa rassegna si svolge nel centro storico della città ed è importante perché lo screening, la prevenzione debbono condurre a dei fondi che devono essere ovviamente inviati alla prevenzione più che alla cura, e molte persone sono praticamente distanti mentalmente dall'ospedale, e con questa rassegna noi vorremmo appunto sensibilizzare agli screening, sensibilizzare alle cure, far capire ai cittadini che l'ospedale di Sora ha delle potenzialità notevoli e che queste potenzialità sono a disposizione di tutti. Non ci vogliamo sostituire alla ASL né alle amministrazioni comunali in particolare, perché fanno il loro lavoro egregiamente, anzi brillantemente. Vogliamo soltanto far sì che i cittadini capiscano che la sanità è importante, la prevenzione è importante, e questa giornata del 1° giugno sarà a disposizione. Io insieme ai miei colleghi ci saremo e speriamo che ci saranno tutti, in particolar modo i giovani, che sono quelli a cui queste iniziative debbono dare maggiore sensibilità. Partecipiamo anche noi all'evento organizzato da Pietro Marcelli, dal dottor Marcelli, anche per quest'anno come negli anni precedenti, e che penso sia un'ottima opportunità per avvicinare la popolazione, la cittadinanza di Sora all'ospedale, far conoscere quella che è la realtà del nostro ospedale, i servizi che offriamo e anche le modalità di collegamento e di approccio con la struttura sanitaria più importante che abbiamo a Sora, insomma, che è l'ospedale civile.